Va ora in onda la rassegna stampa. Io te l'ho detto, un pensierino a chiamare la Sicurbet a quest'ora del mattino. No, a quest'ora magari no, aspettiamo le 8:30. Io ce lo farei, perché con tutti questi maranza intorno. Adesso c'è anche il partito islamico, lo sai, e oggi sapremo se si affermerà oppure no a Monfalcone. Un colpo di telefono, guarda, mi sono anche segnato il numero perché lo dice velocemente nello spot: 348 71 59 492. Sicurbet, quello degli impianti d'allarme. Tu ora sei qua, ma a casa non hai l'impianto d'allarme. Caro Francesco, buongiorno. Ma cos'è tutto questo sonno? Sveglia, sveglia, giù dalle brande. C'è gente che ha sonno lunedì mattina. Come mai? Cosa avete fatto nel weekend? Io sono andato a vedere il Saturday Night Fever. No, il film quello l'hanno fatto il giorno prima. No, sono andato lo spettacolo di Lele Di Nero. Dai, è stato bellissimo, bello, con tutti i balli anni 70-80, Grease, La febbre sabato sera, Stay Night Live. Ogni tanto ritornare indietro nel tempo, ma non a casa non c'è ancora nessuno e qualcuno magari in questo momento sta entrando a casa vostra. Fateci un pensierino con la Sicurbet. Poi non dite no, non ci ho pensato, io ve lo ricordo: 348 71 59 492. Provate a chiamare il nostro Claudio della Sicurbet e chiedetegli un preventivo per mettere un sistema d'allarme a casa antimaranza. Buongiorno. Sì, iniziamo a fare le marchette alle 7:30, ora di mezzogiorno. Che cosa facciamo? Mi vendo. Come va? Come va? Va malissimo, come ogni lunedì succede sempre qualcosa nel weekend. Dovrebbero abolire i weekend. Stavolta si parla di stragi e chiaramente uno si chiede cosa c'è dietro, perché non doveva finire sta guerra. Trump è un po' troppo impegnato con i dazi e si sta disinteressando. Che mai succede? Il buongiorno si sente dal Varin, ma naturalmente diamo un'occhiata, visto che ci tocca anche oggi fare un qualcosa che assomigli lontanamente almeno a una rassegna stampa. Diamo un'occhiata ai titoli partendo dai siti elettronici. C'è un lutto nel mondo della cultura. È morto Mario Vargas Llosa, addio allo scrittore dell'individuo e del potere. In apertura su Repubblica e anche sul Corriere. È morto Mario Vargas Llosa, lo scrittore premio Nobel, allergico a ogni conformismo. Subito sotto Trump, che vuole che l'Europa ammetta la carne con ormoni e pesticidi, le regole su cui non possiamo cedere. Il data room della Gabanelli, chiaramente sono robe che uno dice: ma adesso rompe le balle, doveva risolvere la situazione guerra, rompe le balle coi dazi, adesso vuole che ci mangiamo gli ormoni e i pesticidi. Ma aspetta, dico io, aspetta che adesso arrivano i cinesi. Visto che i prodotti cinesi non possono più arrivare in America, secondo voi dove vanno? A chi lo do il cinese? Lo danno a noi il cinese. Che non è che siamo così dispiaciuti, se ci fanno anche un po' di sconticino magari, è che poi arriveranno anche le ulteriori schifezze cinesi, se già non sono arrivate. Sono sull'ansia. Vediamo l'apertura, che ansia. Anche qui, addio a Mario Vargas Llosa, romanziere peruviano deceduto a Lima, l'annuncio del figlio Alvaro. E poi l'intervista a Xi, Cina, appunto, il protezionismo non porta da nessuna parte, ok? E porta poi appunto da qualche parte verso l'Italia. Dai, ricordiamo i nostri numeri, perché lo so, cari ascoltatori vicini e lontani, se vi siete sintonizzati su Radio Libertà, sul canale 252 del televisore, sulla Radio DAB, sul sito radiolibertà.net, oppure ci ascoltate e ci guardate da YouTube, dal canale YouTube di Radio Libertà, o seguendo Lega Salvini Premier su Facebook. Buongiorno da Sammy Varin a tutti i celoduristi padani. So
che avete scelto Radio Libertà, perché noi siamo appunto liberi di leggere i vostri commenti anche durante la rassegna stampa tra un titolo e l'altro. Non mi disturbate, anzi, se mi iscrivete sono contento, perché vuol dire che c'è qualcuno che chi bussa a sto portone, vuol dire che c'è qualcuno che risponde ai miei appelli, che mi sta ascoltando. E allora bussate a sto portone. 340 67 09 659 è il nostro numero per i vostri messaggi. Già a quest'ora del mattino c'è un Sammy Varin che ve li legge. 340 67 09 659 per commentare le notizie del mattino. Con Sammy Varin è sempre quello il gioco. Corriere della Sera, oggi parto dai giornaloni. Veramente, come sei banale, Sammy. No, è perché purtroppo la notizia brutta del weekend è proprio questa: Ucraina, bombe sui fedeli. Strage in Ucraina, missili russi colpiscono la città di Sumi mentre i fedeli stavano andando alla messa per la Domenica delle Palme. Cioè, noi siamo tutti qui a augurarci buona Domenica delle Palme, buone palme qui, buone palme là, e intanto di là ti ammazzano mentre vai a messa. Almeno 35 le vittime, più di 100 i feriti. Se avessero sparato mezz'ora dopo potevano trucidare centinaia di bambini. Dovevano partecipare a una rappresentazione al teatro dei più piccoli proprio di fronte ai crateri dell'esplosione. Solo un bastardo può fare tanto, serve azione decisa per fermarlo, accusa invece il presidente ucraino Zelensky. Proteste da tutto il mondo, dagli Stati Uniti e l'Unione Europea, superato ogni limite. La premier Meloni parla di un attacco vile e orribile che contraddice l'impegno di pace. Al fronte si registra uno stallo in Donbass mentre l'armata russa cerca di forzare verso Kharkiv. Se da una parte c'è l'Ucraina, neanche in Medio Oriente non va assolutamente bene. Non c'è in prima pagina la notizia, ma è stato bombardato l'unico ospedale che era operativo al 100% a Gaza. E chiaramente siamo preoccupati, soprattutto, vi dico la verità, per Trump, nel senso che ci stiamo aspettando qualche cosa, forse dobbiamo iniziare a non prenderlo più davvero sul serio questo presidente. Io mi ero sforzato di prenderlo sul serio finora. Presto dazi USA sui chip, la Cina chiede il dialogo, doppia missione italiana. Giorgetti negli States dopo Meloni. La notizia sempre in prima pagina del Corriere. Dai dazi, dice Trump, stiamo incassando molti soldi, e annuncia nella guerra con la Cina che tra un mese o due entreranno in vigore le tasse sui semiconduttori. Intanto Giorgetti, che dopo Meloni volerà negli USA per incontrare il segretario del Tesoro Bessent, ribadisce che quello dell'Italia è uno sforzo politico e strategico fondamentale per l'Europa. Poi vediamo all'interno di alcuni quotidiani che cosa succede. Intanto il Corriere ci ricorda che tempo farà, sarà una Pasqua bagnata, sole sul 25 aprile, sì vabbè, come al solito del resto, il lunedì di Pasquetta sotto l'acqua. Noi qui a Milano siamo già sotto l'acqua, stiamo tranquilli, un'acquettina, tutto sommato liberatoria. Il Fatto Quotidiano, in centropagina, il riarmo, certamente uno degli argomenti del giorno, anche perché c'è un'importante intervista di Crosetto quest'oggi sulla Stampa, che magari commenteremo insieme al nostro primo ospite. Alle 9 avremo il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Meloni offre a Trump 8 miliardi di armi in Italia contro l'orinato. Riarmo al 2% del PIL. È la dote che la Premier porta in USA per frenare i dazi. Quindi, secondo il Fatto Quotidiano, tenteremo di corrompere Trump dicendogli guarda, andiamo oltre il 2% se vuoi, magari, chissà, però i dazi, per favore, dai, ok. Te l'ho detto, sono argomentazioni che vi mettiamo lì sul tavolo proprio per favorire
il vostro eloquio quest'oggi con amici quando uscirete, andare a fare colazione al bar o direttamente in ufficio o parlando da soli, c'è molta gente che parla da solo e si risponde e non si litiga quasi mai. Andiamo sul giornale. Viaggio a Washington, Trump, il piano Meloni. Obiettivo zero dazi. Zona di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti. Impegno per salvare le spese militari. Meloni a Washington da Trump, pressing su dazi zero, difesa NATO e la necessità di riequilibrare la bilancia commerciale, importazioni e esportazioni tra Stati Uniti e Europa. Il discorso geopolitico-economico in fondo passa tutto da lì, da mercati, produzione e consumatori. Di spalla sul quotidiano Il Giornale l'editoriale di Gennaro San Giuliano. Wey, non consegniamoci alla Cina. Di spalla a destra invece si ricorda che proprio domani esce il nuovo libro di Sallusti, che è il direttore del quotidiano Il Giornale. Da domani in libreria L'eresia liberale di Sallusti. Alessandro, una corteccia invisibile sulla pelle, sta lì sospetto fin da quando era ragazzo, non è una forma di difesa, è una sorta di pudore, è per questo che quando gli dico di raccontarsi in un libro mi guarda e dice: ma chi gliene frega? Alessandro Sallusti, l'eresia liberale, descritto nell'articolo di Vittorio Macioce. Siamo sempre sul giornale, la strage in Ucraina, bombe russe sulle palme, Zelensky, Putin, bastardo. Il pericoloso abbraccio ad est, la vera sfida ai paesi emergenti. Il totalitarismo del dragone, la democrazia non ammette dazi. Un'agenda per il mondo se Donald scrive le nuove regole. Questi sono i pensieri all'interno oggi del quotidiano Il Giornale, con le minacce di morte a Georgia. La sinistra tace sui violenti. Piantedosi, agenti più protetti. Non vedono le minacce alla Premier, non sentono gli slogan che invocano la distruzione di Israele, non condannano le violenze. Un ennesimo day after di cecità e silenzi a sinistra dopo la manifestazione pro-PAL di sabato a Milano. Pro-PAL. Che uno dice, ma bisogna per forza rompere, distruggere, insultare, sì, bisogna farlo, perché probabilmente altrimenti i telegiornali non ti riprendono. È così? 34067 09659, ditemi la vostra, cari ascoltatori vicini e lontani. Voglio sentirvi. La Repubblica, Mosca fa strage di civili. Nella Domenica delle Palme, missili russi sulla città ucraina di Sumi, 34 morti, 117 feriti. Indignazione dell'Europa e degli USA, passato ogni limite di decenza. Meloni, atto vile. Repubblica è uno dei pochi quotidiani che mette in pagina anche l'altra notizia da Gaza, raid israeliano sull'ultimo ospedale. Un raid aereo israeliano ha colpito l'ospedale di Gaza City, l'unico pienamente funzionante nel nord della striscia, distruggendo il pronto soccorso e altre strutture. I medici e il personale sono riusciti a evacuare i pazienti dopo aver ricevuto l'avviso dell'imminente bombardamento. Un bambino ricoverato in terapia intensiva per un trauma cranico è morto a causa dell'interruzione delle cure. Il ministro della difesa Katz: più Hamas rifiuta l'accordo, più aumentano i raid. Così in prima pagina sul quotidiano La Repubblica, che abbandoniamo, ma poi ci ritorno perché c'è un'intervista a Foti che dice: rischio invasione di prodotti da Pechino, serve una barriera UE. Uè, ragazzi miei, se lo dice Foti, è un po' di giorni che ne siamo convinti, ma giustamente adesso il rischio è ufficializzato. Vado avanti, faccio un girettino sul quotidiano, già che ci sono anche la sorellina La Stampa, perché il titolo principale si riferisce a una bella intervista a Crosetto, il ministro della difesa. Più fondi
alla difesa, dice Crosetto oggi al quotidiano La Stampa. All'esercito mancano scorte e investimenti, la spesa al 2%, un punto di partenza. Ucraina, la strage di Putin, gli USA superato il limite, Gaza bombardato, l'ultimo ospedale. Mentre si avvicina al momento in cui i nodi del piano Rearm Europe verranno al pettine, il ministro Guido Crosetto spiega che per la difesa dell'Italia il 2% di spesa non è più da tempo un punto di arrivo, ma di partenza, e ricorda che sulla parte militare abbiamo con gli USA un rapporto privilegiato. Ah, che bello avere con gli USA un rapporto privilegiato. Tra poco vedremo la risposta in diretta a Crosetto che c'è in primo piano sulla prima pagina del quotidiano La Verità, ma restiamo per un attimo ancora sulla Stampa, perché di spalla c'è il racconto, il richiamo del racconto all'interno di Domenico Quirico, l'Europa, i migranti e il Mar Mediterraneo. C'era una volta il crocevia della civiltà. In centropagina sulla Stampa, noi padri assillanti. Stefano Accorsi e il rapporto con i figli. Non è vero che i genitori sono distratti. E anche qua è la prima volta da un po' di tempo che ci sentiamo dire padri assillanti. Finora quasi impossibile parlare con i figli non ti cagano più perché non ti sentono proprio, cioè hanno gli auricolari nelle orecchie, quindi non ti sentono, non è che non ti ascoltano, non ti sentono, non percepiscono la tua voce. E invece Stefano Accorsi ci parla anche che c'è la possibilità di essere anche assillanti. Tu dici c'è un motivo per cui poi si mettono gli auricolari? Forse. Giro, vado avanti. Oggi sono particolarmente saltellante da un quotidiano all'altro. Vi propongo anche il quotidiano La Verità, perché se Crosetto dice riarme, vai, dall'altra parte sulla Verità si scrive: mentre i dazi sconvolgono il mondo, l'Unione Europea ci indebita per comprare missili. Disordine globale. La Commissione Europea accelera sul riarmo. In arrivo entro maggio le obbligazioni comuni per sostenere le spese belliche. Ma è evidente, dopo una settimana di mercati in subbuglio per le tariffe, che prolungare la guerra a Putin è puro autolesionismo. In prima pagina sulla Verità il Papa che torna senza ossigeno e vestito da Papa, un'altra sorpresa da parte di Bergoglio. Tra poco ce lo vedremo scendere le scale, rotolare dalle scale, perché non abbiamo un monta carichi per i disabili, non proprio, cosa ci vuoi fare? Però lo metteremo prima. Piano USA: cacciare 1 milione di clandestini. E l'altra segnalazione in centropagina sulla Verità: il Washington Post rivela la strategia della Casa Bianca per rimpatriare irregolari. Diplomatici all'opera per stringere accordi con una trentina di nazioni. Da noi la sinistra si lagna per i pedofili in manette in Albania. E questo è vero, è la notizia del weekend, quindi ormai è passata, quasi non ne parla più nessuno, ma il fatto che abbiamo portato i primi immigrati in Albania, quelli che hanno ricevuto l'ordine di ritornare a casa loro, e siamo in attesa che gli stati da cui arrivano decidano di riprenderseli, si sono visti con le fascette, quindi come se fossero ammanettati, scendere dalla nave, e tutti siamo rimasti vergogna, poveri immigrati ammanettati, E poi si è scoperto che questi erano tutti spacciatori di droga, i migliori proprio, gli stinchi di santo proprio. Gli altri erano violentatori, picchiatori, pedofili. E uno dice, vabbè, che cosa bisogna fargli? Niente, come minimo, visto che sono pochettino pericolosi, tu dici, ma no, cos'è? Che si mettono a violentare il primo che passa sulla nave? Ma ma lasciali per favore ammanettati. Niente, la sinistra si è indignata per queste visioni e vabbè, andremo chiaramente a fare polemica questa settimana. Sul quotidiano
La Verità c'è anche l'intervista, quest'oggi tra poco ve la leggo, a Claudio Durigon. È già uno dei pezzi grossi della Lega, in questo caso dal Lazio, che ci parla del futuro dal punto di vista dei voti della Lega, nel senso che stiamo rimontando pian piano, ma vero è che Fratelli d'Italia va alla grande, tutto il centrodestra va alla grande. Sono 2 anni e mezzo, ho letto, che il centrodestra è al governo e abbiamo 5 punti in più rispetto a quando siamo saliti al governo. 5 punti in più. Tu dici, Sammy Varin, hai sbagliato verbo. Abbiamo, cioè il verbo è giusto, ma la declinazione abbiamo o Fratelli d'Italia, e adesso sì, 5 punti più solo Fratelli d'Italia, ma smettila. No, anche la Lega sta guadagnando, assolutamente sì, contando che abbiamo dovuto scontare chiaramente la situazione Draghi e il fatto che Fratelli d'Italia non sia andata a governo a quei tempi ma è rimasta in opposizione. Forza Italia una volta alla settimana dice lo facciamo in nome di Berlusconi e guadagna mezzo punto, e diciamo che stiamo superando, lo dico a bassa voce perché sennò lo sai che proprio si arrabbiano, ci stanno ascoltando anche voi, molti di voi hanno votato Forza Italia, stiamo superando Forza Italia. Silenzio! Claudio Durigon oggi sulla Verità, alla fine la Lega riuscirà a tenersi il Veneto, perché il dilemma è che stanotte a un certo punto c'era il gatto che miagolava, mi sono svegliato e ho detto cazzo, adesso non perderemo mica la Lombardia. Perdere la Lombardia assolutamente no come centrodestra, però c'è nell'aria c'è che la diamo a Fratelli d'Italia, no. Alla fine la Lega riuscirà a tenersi il Veneto, dice Claudio Durigon oggi sul quotidiano La Verità. È chiaro che dopo ci guardiamo intorno e diciamo mamma, che cosa gli diamo in cambio? Amore, diamo tanto amore ai fratelloni di Fratelli d'Italia, il nome più stupido, guarda, per un partito non poteva essere. Si scherza. Vado avanti, sì, poi c'è la pausa alle 8, tra poco comincio a leggere i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Il quotidiano Libero, giustamente, la meditazione è questa: Trump rompe con Putin, la strage ferma le trattative. Chiaro che adesso i russi si scusano e dicono è stato un errore assolutamente pazzesco, licenziamo chi ha sparato in Ucraina, i missili russi fanno 34 morti a Sumi e Washington non perdona, superato il limite della decenza. La tregua in Ucraina si allontana, ma come dicevamo la notizia è più della notte, quindi pochi quotidiani lo riportano in prima pagina. Anche a Gaza c'è stato un bombardamento sull'ultimo ospedale ancora pienamente operativo. Sempre sul quotidiano Libero, Giorgetti e i dazi, l'obiettivo è la Cina. Il ministro spiega le strategie della Casa Bianca. Gli Stati Uniti non potevano tollerare gli accordi attuali sul commercio. Tutto da leggere anche questo articolo, che naturalmente compare anche su altri quotidiani, perché la spiegazione di quello di cui si potrebbe parlare tra pochissimo in America. Alberto Busacca ci racconta anche il viaggio che sta facendo il Corriere in questi giorni all'interno degli amici Maranza. Li stiamo scoprendo. Chi sono i Maranza? Storie delle nuove periferie. L'ultima frontiera del disagio. Alberto Busacca oggi sul quotidiano Libero riassume un attimo quello che è un reportage del Corriere, approfondendolo ulteriormente per capire chi sono questi Maranza che infestano le nostre periferie. Ma soprattutto oggi lo vogliamo ricordare, è certo che lo ricordiamo, e quest'oggi si vota. Speriamo non per i Maranza, ma siamo in democrazia, uno giustamente può votare quello che vuole. Il quotidiano Il Tempo lo spiega bene, ecco qua: alla conquista dei comuni.
Allah, poi c'è l'H, alla conquista dei comuni. Questi giochetti di parole mi hanno un po' rotto le palle, soprattutto quando si dice che c'è Allah che conquista i comuni, quando questi amici musulmani, zitti quatti, ma lo ricordiamo, la religione islamica non ha fatto nessun accordo con lo Stato italiano, né ha firmato una certa dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che cani e porci hanno firmato, loro no. E uno dice, finché non succedono queste cose, che li facciamo pure governare. Oggi si vota a Monfalcone e non soltanto. A Monfalcone per la prima volta si presenta il Partito Islamico, da una costola naturalmente del PD, che sono bravi maestri. Stiamo a vedere cosa succede. Fino alle 15, se non erro, sono aperti i seggi, poi sapremo di che morte moriremo. Scherzi a parte, io spero che non ci sia storia a Monfalcone e si esce da una giunta di centrodestra targata Lega, con la Cisint sindaca, che adesso è andata in Europarlamento, c'è un nuovo sindaco, ma la Cisint è sempre presente all'interno di questa lista. Speriamo non ci siano scherzi, però capite che è un laboratorio culturale unico in questo weekend. Ma se avesse successo, cioè PD docet, dove il PD governa, tutte le cacchiatine che hanno in mente gli amici del PD le portano in quelle città, in quei comuni. E infatti Tommaso Cerno di spalla, siamo sul Tempo, scrive: dove ci porta quel cartello anti-burka? Perché? Perché chiaramente per entrare nei seggi, lo vedi chi mi sta guardando sul canale 252 o sui social, c'è il cartello: per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso con volto coperto. E tu dici, sai che roba, tanto sicuramente le donne islamiche non saranno andate a votare, non gliene avranno permesso i mariti. Dove ci porta davvero quel cartello che davanti a un seggio elettorale ricorda che in una democrazia è vietato entrare nelle urne a volto coperto, con riferimento esplicito al burka e agli abiti musulmani, che nella piccola Monfalcone sono invece abitudine quotidiana? Non ci porta solo in un comune dove per la prima volta in Italia alle elezioni per il sindaco si presenta un partito islamista, nato dentro la comunità, basato su valori ispirati al Corano prima che alla nostra Costituzione. Ci porta a un progetto più vasto che nel silenzio di tutti sta nascendo dentro moschee e centri islamici, il progetto di un movimento nazionale che porti dentro le istituzioni non cittadini stranieri diventati italiani con la propria religione e la propria legittima visione del mondo, ma un partito che come un ariete cerca di passare nelle maglie della democrazia e nel nome della libertà imporre modelli che nella nostra cultura sono censurati se non vietati. Penso al rapporto uomo-donna, alla prevalenza della religione sulla legge, all'imposizione di simboli religiosi in uno Stato laico, aiutati da una sinistra che nel nome dell'accoglienza li considera un serbatoio di voti. Questo ed altro oggi sul quotidiano Il Tempo, che parla naturalmente anche della missione in USA della nostra capa, il piano dell'Italia per i dazi zero, Meloni da Trump, poi Vance a Roma, Tajani mercato di libero scambio, ma infine vi segnalo anche l'intervista a Lamberto Dini. La guerra finirà, Donald cambierà strategia e la Premier tratta come leader d'Europa. Oh, Lamberto Dini ci dà buone notizie, mi piace questa cosa. Dici adesso che scoppia la bomba atomica? Non scherziamo. Sì, c'è la pausa, d'accordo. Allora facciamo così, Francesco, un jingle, poi c'ho i saluti della nostra artista delle 8. Oggi è uscito un nuovo pezzo di Fiamma Velo e poi la canzone, certamente il pezzo appena uscito, un pezzo a pianoforte suonato a due mani. Non posso dire niente prima, vai col jingle e poi il pezzo nuovo di Fiamma Velo.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà. Sono felicissima di farvi ascoltare il mio ultimo brano uscito intitolato Go With The Flow. È stato composto assieme a un mio collega pianista e compositore, Christian Delord, quindi un brano a quattro mani, e accompagnate anche dal suono delle campane tibetane e dal Synesthesis Ensemble. Dunque vi auguro un buon ascolto e di seguire il flusso delle cose nella vita e del proprio cuore come invita questo brano. Go with the flow. Ciao, volevo mandare un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Vi ringrazio per aver trasmesso il nostro brano Go With The Flow, il brano appena uscito con Fiamma Velo. Io sono Christian Delord e spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia piaciuto anche il messaggio che abbiamo voluto lasciare dietro al brano, che è quello di lasciare andare che le cose accadano, quindi lasciare che tutto quello che succeda vada avanti, soprattutto connesso al nostro cuore, perché il nostro cuore sa sempre la strada migliore per noi. Mando un abbraccio e ci vediamo presto. Bravo, bravo, bravo. Da oggi seguiamo anche te. Christian Delord con Go With The Flow, la nuova canzone, il nuovo pezzo, suonato a quattro mani. Dovete guardarvi il video, troppo bello. Quattro mani che suonano il pianoforte insieme a Fiamma Velo, tra respiro, intuizione, tra vibrazione e silenzio, a quattro mani. Meditiamo, ping, con le campane tibetane. Te la do io una bella scampanata tibetana alle 8:05. Buongiorno, sveglia! Cos'è questo sonno che abbiamo questa mattina? E questa pioggerellina su Milano probabilmente. Sveglia, 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 sveglia. Adesso ve leggo un po' di messaggini. Adesso vi sveglio io, altro che WhatsApp che stanno arrivando al 340 67
09 659, perché la mia non è una rassegna stampa, ma leggo i vostri pensieri, i vostri WhatsApp. Mi sembra un po' strano che in questo momento c'è stato questo attacco russo ai civili. Spero di sbagliarmi, ma io penso sempre male. Guarda caso la pace si allontana come voleva il comico e la dittatura europea. Tan da da da! Il gomlottista Massimo Moletti mi scrisse ciò. C'è qualcuno che è d'accordo? 340 6709 659. Scusate, ma è vero che la Lega ha votato a favore del riarmo? Non è vero, però lo chiediamo, poi arriva alle 9. Riccardo Molinari. Lorenzo da Como, buongiorno Sammy. Trump ha evidentemente buttato in tavola l'argomento dazi per non far parlare dei fronti di guerra, dove il suo provvidenziale intervento non stava assorbendo gli effetti desiderati, che invece erano stati sbandierati a gran voce prima e dopo la sua elezione. È chiaro che adesso, ho detto, Trump ha detto è stato superato ogni limite dalla Russia per questo attacco il giorno in cui si dovrebbe parlare almeno un attimino di pace, la Domenica delle Palme, tieni la palma, il rametto, l'ulivo, e invece forse la Russia penso che dovrà qua rispondere, dire qualcosa, è stato un errore forse, licenziamo chi ha sparato sui civili. Ciao Sammy, l'attacco russo era contro la 117esima brigata ucraina sul posto, comandata da Artyuk, lo dice il sindaco di Konop. Allora Riccardo è informato. I delinquenti dei centri sociali abitualmente sfasciano tutto quando organizzano cortei per tradizione. I giovinastri di oggi che vanno a questi cortei sono talmente manipolati che non sanno nemmeno perché sono lì. Bravo Marco, ricordiamolo, sabato c'è stato la solita manifestazione pro-Pal e qui ne hanno fatti di tutti di più, scrivendo anche cose inenarrabili sulla Meloni. Sulla Meloni questa volta, non su Salvini, ma guarda, c'è anche un audio, sentiamo sul cursore, che dice? Ciao Sammy, quei gentiluomini che avevano le fascette barra manette ai polsi, spero non li abbiano visti Frattoiani e Bonelli, perché se no li candidano a qualche Parlamento. Sicuro. Speriamo non quello italiano, o forse meglio quello italiano, così Bonelli e Frattoiani vanno fuori dai. Ciao Sammy. Grazie. Ti sembra veritiero che Mosca bombardi i civili adesso quando non l'ha mai fatto prima? Mi scrive qualcuno. Buongiorno Sammy, i cinesi, oltre ad aspettare le leccate di Ursula, ci ha deliziati con il Covid e vaccini vari nella bella cordata di Big Pharma. PS, non era un attacco russo. Vedi Zelensky e parliamo di Israele? Vedi quanti complotto, complotta, scomblottavi, complottato, un complottare. Buongiorno Sammy, è troppo bravo Tommaso Cerno, tantissimi complimenti. Ci scrive Mario, buongiorno, al netto di tutto quello che gli si può dire a Zelensky, possiamo affermare che la Russia ha rotto le palle? Ci scrive Fabio. I grillotti preferiscono inchinarsi al dittatore Xi, ci avevano già provato. La sinistra tace sui violenti perché fanno parte della stessa combricola. Crosetto è guerrafondaio in pectore. Come ruga ai sinistri che i clandestini violenti, stupratori, pedofili siano il CPR d'Albania anziché a dilettarci in casa nostra. Che carogne, è vera questa, vero? Sta cosa qua che non siano più in giro questi violentatori, questi pedofili schifosi, no? Li abbiamo mandati in Albania. E ci sentiamo più liberi. Sono pochi, bisognerebbe mandarne un po' di più. La perversione idiota che sostiene il partito dell'invasore islamico dimostra tutto l'odio che cova in seno contro l'Italia e contro il popolo italiano. Traditori. Ancora l'ultimo, dai, fammelo leggere. Sì. Per le bastarde manifestazioni violente a Milano, mascherate pro-Pal, vorrei sapere se la commissione antiodio parlamentare presieduta dalla Segre intenda dar segno di vita. La commissione è stata fatta per lei. Una commissione non si nega a nessuno
in Italia, e allora agisca o si cancelli per sempre. E Mattarella tace. Anticipo delle violenze a cui assisteremo noi 25 aprile. È vero, c'è anche il 25 aprile. Altro che democrazia, per cui sono morti tanti partigiani e soldati. Proseguo tra poco la lettura. Sì, no, mi richiedete certamente di parlare di immigrazione, di Maranza, anche perché siamo gli unici che hanno questo pallino. Sì, siamo, ci abbiamo sempre in testa gli immigrati clandestini che picchiano, rubano, violentano, ti entrano in casa. L'avete messo l'antifurto? Non l'avete? Sicurbet, prossimo passaggio alle ore 9. Chiamate e gli dite: uè, Sammy Varin mi ha detto che mi fai un buon prezzo per installare un sistema antifurto in casa mia. Chiedete a Claudio, ragazzi, un vecchio amico di questa radio. Allora vi porto, visto che me lo avete urlato in ogni modo, sul quotidiano Il Tempo, che è l'unico che quest'oggi proprio si occupa di questo. Alla, con l'H finale, conquista dei comuni. E a pagina 2, bada bene, eccolo qua: viaggio nel voto di Monfalcone, tra burka e voglia di legge islamica. Agli italiani non piace? Fatti loro. Pagina 2 del quotidiano Il Tempo. Oggi, ricordiamo, si vota domenica e lunedì a Monfalcone e per la prima volta c'è un partito islamico. Giulia Sorrentino: perché la poligamia dovrebbe essere un problema? Rientra nelle nostre regole. Se non piace all'Italia, la cosa non ci riguarda. La stessa cosa vale per il velo islamico. Per noi le donne devono andare in giro così e soprattutto non devono essere sole. A dircelo è un uomo sulla cinquantina che aveva appena votato alle elezioni comunali per Bouconate, il fondatore del partito islamico, composto interamente da stranieri, fuori dall'oratorio San Michele, nel cuore di Monfalcone. Un oratorio in cui era fortissima la presenza di extracomunitari, motivo per cui all'ingresso dei seggi campeggiava un cartello con la scritta, tradotta anche in arabo: per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso con il volto coperto. Strano leggere una frase simile in Italia, ma non lo è se si percorrono le strade di Monfalcone, uno spaccato di un'Italia contro cui la Lega si è battuta molto, soprattutto con l'ex sindaca Anna Maria Cisinte e con Suad Sbai, responsabile del Dipartimento Integrazione e Rapporti con le comunità stranieri presenti in Italia. Un luogo in cui il concetto di integrazione è stato preso a schiaffi da quello di sopraffazione, in cui le donne non sono trattate secondo il buon uso e costume che noi usiamo osservare. Oddio, non sempre, ci mancherebbe. No, loro camminano a testa bassa, sempre un passo indietro rispetto all'uomo, con il terrore di parlare, perché potrebbero dire la frase sbagliata che possa farlo inalberare. Viene spacciato come un gesto di protezione, ma non è nulla di tutto ciò, e loro stesse, quando sono libere di parlare in rari sprazzi in cui si guardano intorno ossessionate dal non farsi vedere, ammettono di essere oggetti, di volersi ribellare ma di non averne facoltà. Dicono a bassa voce, con chi avrebbe in realtà solo la voglia di urlare, ben sapendo di non poterselo permettere, che quelle sono regole e loro le regole non possono infrangerle. Gli uomini invece si muovono in branco, si spalleggiano, fanno gruppo, sono solo loro a poter lavorare e a scegliere quando la femmina di casa può portare a scuola i piccoli, piuttosto che andare a fare la spesa. Le uniche due attività che ci dicono loro possono compiere. Il resto non è contemplato, sarebbe un segno di indipendenza non tollerato, perché questa comporterebbe l'emancipazione, e si sa, l'emancipazione fa a cazzotti con la sottomissione. Quelle poche ragazze che abbiamo incontrato da sole con il burka ci hanno spiegato che è un'abitudine imposta loro fin da quando erano bambine. Ci hanno insegnato che dobbiamo coprirci, non possiamo mostrarci, e la ribellione non è consentita, non potrei mai decidere di toglierlo. Durante il giorno usciamo solo se accompagnate e dopo il calare del sole, e se strasgrediamo rischiamo. Girare per le
strade di Monfalcone è un'esperienza quasi mistica, perché sembra di fare un tuffo in una regione lontana dall'Italia e regala uno spaccato di un rischio concreto che va al di là della loro radicalizzazione già in atto e probabilmente compiuta. Il rischio è quello di un'islamizzazione dell'Occidente, di una sostituzione valoriale e culturale. Fare loro domande non è consentito, cominciano ad assumere un atteggiamento tra il passivo e l'aggressivo, tipico di chi pensa, o forse sa, di avere in mano il territorio e soprattutto di poter prevaricare. Sono infastiditi anche solo dalla minima richiesta o curiosità e non appena si prova a instaurare un contraddittorio con il singolo, arrivano gli altri, gli amici, il gregge, a chiedere spiegazioni. Spiegazioni che è difficile fornire, visto che non capiscono bene l'italiano, figuriamoci parlando, eppure la loro presenza alle urne era già in aumento rispetto alle elezioni europee di 2 anni fa. Quindi sì, di italiano non hanno nulla, ma il loro voto conta esattamente quanto il nostro. Ma c'è anche chi tra le fila del PD, che come candidato a Diego Moretti, storce il naso davanti all'ipotesi di una possibile alleanza. Temono che Conate possa sottrarre i loro voti e qualche candidato prova a discostarsi dalla narrazione estremista di Italia plurale, spalleggiato da Boubacar Soumaoro. Non condividiamo le sue scelte, nemmeno la gente normale. Alleanze assolutamente no, lui ha fatto la sua lista e basta. Nonostante sia favorito il candidato del centrodestra, Luca Fasan, i fari su Monfalcone non vanno spenti. Bisogna continuare a combattere al di là di queste elezioni se vogliamo salvare una cultura italiana che rischia di essere sradicata, sostituita. Dobbiamo anzi capire che è da lì che parte un pensiero che purtroppo non è isolato e che rischia di invadere a macchia d'olio tutto lo stivale. L'Occidente deve ribellarsi al nichilismo valoriale portato avanti dai fondamentalisti islamici. Oggi sul quotidiano Il Tempo, l'unico che regala molto tempo appunto a ciò che sta accadendo quest'oggi a Monfalcone, Friuli Venezia Giulia, dove si vota fino al primo pomeriggio. Già che ci sono, anche l'articolo di spalla di Suad Sbai, multiculturalismo, un'illusione ideologica. La nascita del partito dell'Islam politico a Monfalcone suscita un dibattito preoccupante, ma ciò che sorprende di più è il silenzio assordante di una certa sinistra e non solo su questo tema cruciale. È evidente che l'Islam politico rappresenta una minaccia non solo per i valori democratici occidentali, ma soprattutto per i diritti delle donne, che rischiano di essere ridotti a un'ombra del loro potenziale come esseri umani. Mentre le donne in Afghanistan e in altri paesi musulmani affrontano violenze e discriminazioni inaudite, in Italia osserviamo una sorta di laissez-faire, lasciate fare, da parte di chi dovrebbe difendere i diritti umani. Il professore Giovanni Sartori, noto politologo e acuto osservatore della realtà contemporanea, aveva messo in luce un punto cruciale: illudersi che si possa integrare pacificamente un'ampia comunità musulmana con la società occidentale democratica è un errore. Alcune associazioni tradizionalmente impegnate nella difesa dei diritti delle donne e nella giustizia sociale sembrano ora rinunciare a queste battaglie fondamentali in nome di un multiculturalismo che in realtà, secondo Sartori, non esiste, trattandosi di un'illusione ideologica. Tra la presunzione che le culture possano coesistere pacificamente senza un rispetto reciproco dei diritti fondamentali, è una fantasia che ci costa cara. Invece di affrontare il problema, una certa sinistra continua a rifugiarsi nel politicamente corretto che le impedisce di riconoscere la realtà di un Islam politico che avanza con le sue imposizioni e sottomissioni. Questo è il progetto dei fratelli musulmani, come ha scritto Besson nel suo libro La conquête de l'Occident, progetto che in Italia sembra prendere avvio proprio da Monfalcone.
Ciò che è particolarmente inquietante, se si considera che i vari paesi musulmani, la poligamia, i matrimoni forzati, la violenza domestica sono problemi lontani, mentre tali pratiche colpiscono oggi molte donne in Italia. Eppure non ho sentito alcun intellettuale porsi domande critiche su questi temi. Oggi ci troviamo a un bivio: o affrontiamo il tema dell'Islam politico e delle sue implicazioni per la nostra società, o rischiamo di vedere erosi la nostra cultura e i nostri valori da un'ideologia che non riconosce diritti fondamentali. L'Italia, mondo politico compreso, sembra aver perso il coraggio di affrontare la questione, lasciando un vuoto pericoloso che potrebbe portare a conseguenze disastrose. Il futuro del paese, della democrazia, della società italiana dipende da questa scelta. Dovrebbe essere palese e evidente che il loro obiettivo è quello di sovvertire l'ordine culturale, politico, religioso attuale in favore dei loro dettami ideologici, come hanno infatti sempre affermato i fratelli musulmani: con le vostre leggi democratiche vi invaderemo, con le nostre leggi religiose vi domineremo. Paginone quest'oggi in esclusiva, devo dire, perché pochi altri se ne occupano, sul quotidiano Il Tempo. Oggi si vota a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Pagina 9, un po' di ottimismo, per fortuna. L'intervista con Lamberto Dini. La guerra in Ucraina finirà, Trump cambierà strategia, Meloni lo sa e va a trattare come leader d'Europa. L'ex premier e il viaggio della leader italiana negli Stati Uniti. La strada è una sola: negoziare. Bisogna aver pazienza, non fretta. La guerra è destinata a terminare. Zelensky sempre più impopolare. Lamberto Dini quest'oggi a pagina 9 del quotidiano Il Tempo, che ha spazio anche per Matteo Salvini. Salvini bacchetta la Germania. Nell'Unione Europea degli uguali i tedeschi si fanno gli affari loro. Il viaggio della Premier in America. Nell'Unione Europea degli uguali i tedeschi gli affari loro se li fanno lo stesso. A evidenziarlo il segretario del Carroccio Matteo Salvini, intervenuto alla scuola politica della Lega tenutasi ieri a Roma. Nelle prossime settimane, evidenzia, si deciderà o di qua o di là. Il ritornello da settimane che bisogna trattare insieme, bisogna lavorare insieme. Un riferimento dunque al viaggio della Presidente del Consiglio negli Stati Uniti. Fa bene ad andare a Washington a provare a essere sintesi tra Europa e Stati Uniti, perché bisogna fare insieme e trattare insieme, aggiungendo che i tedeschi prevedono 50 miliardi come fossero spiccioli per aiutare le loro imprese e comprare armi, e la storia insegna che quando i tedeschi comprano armi non sempre è una buona notizia. Se poi mettono 500 miliardi nel loro sistema industriale facendo sconti sulle bollette delle industrie tedesche, dove sta la parità di condizioni? Punto di domanda, oggi sul quotidiano Il Tempo. Giro pagina e cambio anche quotidiano. Andiamo sul quotidiano Repubblica, che all'interno a pagina 9 porta l'intervista a Foti. Eccola qua. Rischio invasione di prodotti da Pechino. Serve una barriera UE. Lo diciamo da qualche giorno, noi che ci vediamo sempre molto avanti. Vedo, prevedo, stravedo. È chiaro, con i dazi a quanto siamo? 125, 150%. I prodotti cinesi in America non ci entrano neanche l'ombra. Dove andranno i prodotti cinesi se in America non possono entrare? Sono i prodotti cinesi che stanno bussando da noi. Rischio invasione di prodotti da Pechino. Serve una barriera europea. In realtà vedo in Trump uno stop and go che mi sembra tattico, è vero, Piaccia o no, questo è lo schema, bisogna saperci stare. E ancora, la Premier sarà lì come Italia e potrà avere un ruolo strategico per facilitare il dialogo. Lì come Italia, lì come Europa. L'importante è che ci parli con Trump. Difficile abolire la web tax, tratteremo su armi e gas, ridiscutere il partenariato con la Cina. L'Italia sta con l'Occidente.
Oggi il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, intervistato da Tommaso Ciriaco quest'oggi sul quotidiano Repubblica. Giro la pagina e c'è anche Giorgetti. Giorgetti a pagina 10 rilancia la Global Tax, il WTO non esiste più da tempo. Avevamo un certo sospetto. L'intervista non è un'intervista, ma è un riportare la chiacchierata che ha fatto Giorgetti durante la scuola di formazione politica della Lega. Per il ministro dell'economia va rivisto il sistema del commercio mondiale per arrivare a un diverso compromesso. Lo scossone di Donald Trump non si esaurisce nei dazi, investe i confini e gli equilibri mondiali. Quando appare sul maxischermo della sala di Palazzo Rospigliosi che ospita la scuola di formazione politica della Lega, e mandiamo un saluto a tutti gli amici che la stanno frequentando, il suo partito Giancarlo Giorgetti mette subito le cose in chiaro. Il perimetro della partita, avverte Giorgetti, è molto più ampio e complesso. È un momento di grande cambiamento perché quello che veniva dato per scontato, dalle regole di comportamento alla globalizzazione al commercio libero, è messo pesantemente in discussione, annota il ministro dell'economia. Sono già finiti i complimenti a Giorgetti che gli abbiamo fatto nel weekend, pochi gli hanno fatti, visto che le agenzie di rating ci hanno promosso. Già finiti i complimenti. Uno shock paragonato alle doglie di un parto. A nascere, spiega, sarà un nuovo sistema che implicherà la riscrittura di regole e schemi. La prova che tutto deve essere rivisto è lo stato di salute del WTO. Oddio, non è che prima fosse molto presente, aggiungo io. L'Organizzazione Mondiale del Commercio. Oggi, sottolinea il titolare del Tesoro, si discute di dazi e tariffe, diciamo di un ritorno del mercantilismo, ma occorre dire con tranquillità che il WTO è già morto da qualche anno. Il concetto viene ribadito: il WTO sopravvive come un organismo in letargo di cui nessuno faceva più in riferimento da tempo. E guardando a questo scenario che Giorgetti lancia un altro messaggio, riguarda il contenuto della trattativa tra l'Europa e gli Stati Uniti. I dazi, sottolinea, sono solamente un punto di partenza. Ci sono altre questioni da affrontare. C'è l'ambizione di creare la Global Minimum Tax internazionale che l'amministrazione Trump ha messo in un cassetto, ricorda il ministro, ma anche la web tax è il dazio implicito del valore delle valute. Anche su questo, dice, vale la pena di concentrare l'attenzione perché è collegato alla politica monetaria della Fed o della BCE e quindi la competitività del sistema italiano ed europeo rispetto a quello americano dipende anche da questo fattore. Muove da qui il negoziato con gli Stati Uniti. La parola d'ordine è cautela. Non è semplice, dice il ministro, perché gli interessi in qualche modo ognuno cerca di farli a casa propria. Per questo parla della necessità di trovare un compromesso corretto. L'intesa va costruita. Giorgetti sarà a Washington dal 23 al 25 aprile dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Trump, in calendario il 17. In agenda ci sono gli spring meeting del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Incontrerò il segretario del Tesoro americano Bessent, annuncia il ministro, un faccia a faccia con la colomba che ha contribuito a convincere il presidente degli Stati Uniti a sospendere i dazi per 90 giorni. Così Giancarlo Giorgetti oggi sul quotidiano Repubblica, da cui mi allontano nuovamente e vi dicevo sul quotidiano La Stampa, perché dici tu già che sei Repubblica c'è anche La Stampa, non posso far finta di niente, c'è Crosetto oggi, c'è Crosetto sulla Stampa, già, più fondi alla difesa, il titolo principale del quotidiano La Stampa che ci fa tanto preoccupare. Ma perché? Non ti piace Crosetto? Varin, non ho mica capito perché servono più risorse alla difesa, il 2% alla NATO è solo un inizio. Cosa ne pensate, cari ascoltatori? Scrivetemi 340 6709 659. L'allarme del ministro: non abbiamo scorte e investimenti per la sicurezza dell'Italia. Presto per giudicare Trump, per il tavolo sull'Ucraina all'Unione Europea serve l'aiuto americano. Il piano Ursula: serve un ombrello europeo sul debito, come fatto per il Covid, per non gravare sui bilanci nazionali.
pace giusta, soluzioni proposte per l'Ucraina. Il giudizio spetta innanzitutto all'Ucraina, cioè alla nazione invasa. Ministro Crosetto, Giorgia Meloni si presenterà da Trump con postura europea o asseconderà la logica one to one? Tariffe, Ucraina, Medio Oriente, cooperazione, direi che si confronterà a 360 gradi secondo una logica sia multilaterale che bilaterale, dato che noi siamo una nazione sovrana. Questo ed altro quest'oggi a pagina 3 del quotidiano La Stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica in transito sull'Italia con conseguenze su parte del centro-nord, temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali e sull'Alta Toscana con piogge e temporali localmente di moderata o forte intensità. Cieli nuvolosi anche altrove, eccezion fatta per l'estremo sud, ma tempo in genere asciutto. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma qualche pioggia potrebbe interessare anche Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini che ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
E noi ascoltiamo soltanto artisti indipendenti e solo artisti sconosciuti. Quelli famosi vengono mandati dalla mattina alla sera su tutte le altre radio. Questa è veramente speciale. Si chiama Clara Pacino. Pacino, mi ha dato un pacino. No regrets, ragazzi, è giovane, giovanissima, è un miracolo vocale di 14 anni, da Stoccarda, Germania, ma avete capito, è anche italianissima, ha vinto il concorso musicale Welcome to Europe, ha cantato sul palco del Teatro Ariston al Junior Contest, partecipando a The Coach e molti altri eventi con cover applauditissime. Non ci credete? Fatevi un giro su YouTube. Clara Pacino, No Regrets. Un saluto a Clara, naturalmente. È la prima volta che passi da Milano, vienici a trovare. Il buongiorno da Sammy Varin, certamente. Sveglia. Oggi c'è torpore. Sì, anche i vostri messaggi sono addormentati. Sveglia. Inviate i vostri WhatsApp al 340 6709 659, anche con lo sbadiglio, non c'è problema. Vediamo cosa ci scrive Silvio. Torino Rosso Zecca. Venerdì sciopero treni, sabato pro palle, ma che palle. È vero Silvio, ne parliamo anche del Piemonte. Tra 20 minuti avremo il capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega Piemonte, Riccardo Molinari. I vostri WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno Sammy, io non capisco le femministe e le donne italiane, anzi europee, come fanno a sopportare l'uomo musulmano e la sua cultura sessuale, quando invece le sfiora un uomo italiano subito lo denunciano per violenza sessuale. Sono solo delle zorre, il femminile di Zorro. Enzo! No, devo dire, noi ci scherziamo, però molte volte anche l'uomo italiano ne combina di guai e molto drammatici. Chiaramente vengono perdonati i musulmani perché loro applicano la loro religione. Non scherziamo, Vediamo come va a finire quest'oggi a Monfalcone, dove si sta votando per le elezioni comunali in un laboratorio politico molto molto pericoloso. Così come è molto pericolosa l'intervista oggi sulla Stampa, pagina 3, a Guido Crosetto, che ha spiegato che ci vogliono più soldi. 2% alla NATO è soltanto l'inizio. E ancora qualche riga ve la leggo, perché un'intervista che mette un po' di lei da prima di Trump batte sul tasto del famoso 2% sulle spese militari. Ora Trump chiede agli europei il 5%. Impensabile? Lo fa la Trump, risponde il nostro ministro della difesa. Siccome non investite da 20 anni, per raggiungere il livello adeguato investite al 5%. Razionalmente non fa una piega, ma per il bilancio delle nostre nazioni è impensabile. I partiti europei non possono toccare welfare e conquiste sociali. Ciò detto, in questo contesto il 2% non è più un punto di arrivo da tempo, ma solo di partenza. Ma questo è solo un target economico. Il mio impegno irrinunciabile è garantire la difesa di questo paese indipendentemente da quel che accade. Qual è il livello di operatività dell'esercito italiano come dotazioni d'arma, personale e tecnologie? Chiede la Stampa a Crosetto. La verità è che al momento non abbiamo né risorse né scorte né investimenti per garantire la difesa dell'Italia nei prossimi anni come dovremmo. Te capì? E quindi serve un'accelerazione. Non lo dico io, ministro pro tempore alla difesa, lo dicono le forze armate, i tecnici cui abbiamo delegato la difesa del nostro paese. Lo direbbero anche un ministro dei 5 Stelle. Lo direbbero anche a un ministro dei 5 Stelle. Sta chiedendo più risorse a suo collega Giorgetti in vista della manovra? Sibila la Stampa. Servirebbe un investimento molto superiore a quello che facciamo, ma occorre anche un intervento di tipo normativo. Per fare un esempio, forze armate efficienti devono avere un trattamento giuridico diverso rispetto al pubblico impiego. Non mando uno a combattere fino a 65 anni, basta guardare come fanno negli altri paesi. Infine, dove si trovano le risorse se al contempo vanno messe sui dazi o comunque sulla crisi?
risponde Crosetto. Al momento i dazi non ci sono e l'Europa ha ampi margini di uscita dalla crisi se si toglie dalle spalle quei pesi imposti dalle follie ideologiche di certa sinistra ambientalista che ha messo il sistema industriale europeo in ginocchio. Uno dei peggiori nemici dell'Europa sono quei burocrati che escono da Bruxelles solo per le vacanze e non hanno mai visto un campo o una fabbrica. Per loro le istituzioni esistono solo per normare e mettere regole. E qui ci fermiamo, ma l'intervista prosegue e chiaramente qualcosa mi dice che farà discutere. Sempre sul quotidiano La Stampa, Trump prepara nuovi dazi su chip, PC e smartphone. Nessuno sarà esentato, ma per fortuna c'è Meloni, l'amica italiana. Gas, Big Tech e Green Deal, i dossier su cui lavora la Premier per aiutare il tycoon con l'Unione Europea. Ma sugli altri può fare poco. Tajani, obiettivo il mercato unico con gli USA e senza la Cina. E allora vediamoli quali sono gli argomenti sul tavolo della Casa Bianca. La partita del gas è quella giocata più alla luce del sole. Nel quadro dell'abbandono della dipendenza energetica dalla Russia, il presidente americano vuole che l'Unione Europea compri più energia dagli USA ed è convinto che in Italia ci siano maggiori chance. Il Green Deal, la disparità tra le auto americane vendute in USA e quelle europee vendute negli Stati Uniti è l'ossessione di Trump. Su questo la battaglia della Premier a Bruxelles contro il Green Deal vuole essere un messaggio di collaborazione. Tutti contro le auto made in China. Web tax, sull'eventuale tassa online la Premier ha le mani legate. La Presidente della Commissione UE ha annunciato un prelievo sulle vendite dei servizi di pubblicità online, ma se l'America tornasse indietro sui dazi, la minaccia potrebbe restare chiusa nel cassetto di Bruxelles. Ma poi ce ne sono ancora, le spese militari, lo dicevamo, l'obiettivo del 2% del PIL da destinare alle spese militari archiviato. Oggi Trump chiede di più e il compromesso con gli alleati sarà probabilmente il 3,5% del PIL. L'Italia, lontanissima dalla meta, si proporrà come mediatrice affinché il riarmo europeo passi dall'industria USA. Free speech, l'ossessione dei miliardari del tech che erano in prima fila al giuramento di Donald, è quella della libertà di parola e contano molto sulle possibilità di abbattere la fortezza costruita dalla Commissione europea attraverso l'approvazione del Digital Service Act. Infine l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, una vera e propria tassa sui consumi e come tale per gli americani semplicemente incomprensibile. Tuttavia è una norma condivisa dall'intera Unione Europea, motivo per cui Meloni potrà far poco per aiutare gli Stati Uniti. Così il paginone a pagina 9 del quotidiano La Stampa, Meloni, l'amica italiana. Lasciamo La Stampa ricordando anche l'intervento di Domenico Quirico, le rivolte arabe, i profughi, il Mediterraneo, storia di una grande occasione mancata. 15 anni fa il mare interno tra Europa, Africa e Asia era crocevia del mondo. Oggi la storia si fa negli oceani, sono tornate le dittature sulla sponda sud, i migranti sono solo questioni amministrative e la fine delle illusioni. Pagina 13 del quotidiano La Stampa. C'è anche questa, me l'ero dimenticata. A pagina 17 sulla Stampa intervistano Cinzia Kruk. Io, mamma cattolica e gestante per altri, offensivo che in Italia la GPA sia reato, l'utero in affitto. Intervistano una psicoterapeuta californiana a Torino per il film sulla gravidanza che ha portato avanti per una coppia di registi, cioè questi due registi omosessuali, maschio e maschio, hanno voluto assolutamente un figlio, hanno preso Cinzia Kruk, le hanno fatto fare un figlio e non contenti ci hanno pure fatto un film. Ho capito bene? Il genitore è chi cresce i bambini, ma anche chi partorisce è connesso. L'adozione sia accessibile a tutti.
Quando avevo 14 anni mi colpì un documentario sull'argomento, è stata una chiamata. Mio marito all'inizio era sconvolto, poi ha fatto ricerche e mi ha detto: se vuoi, fallo. È chiaramente un paginone di intervista per parlare del caso Italia, dove si può praticare all'estero la gestazione per altri, brutto dire utero in affitto, e naturalmente la bella idea che hanno avuto questi registi di farci anche un film. Se avete qualcosa da dire, 340 6709 659. Risponde a Crosetto, il quotidiano La Verità, con la prima pagina: mentre i dazi sconvolgono il mondo, l'Unione Europea ci indebita per comprare missili. La Commissione Europea accelera sul riarmo, in arrivo entro maggio le obbligazioni comuni per sostenere le spese belliche, ma è evidente, dopo una settimana di mercati in subbuglio per le tariffe, che prolungare la guerra a Putin è puro autolesionismo. All'interno del quotidiano La Verità, però, io guardo e c'è a pagina 7 una bella intervista con Claudio Durigon, che rimette sul tavolo il problema elezioni amministrative e le regioni, ed è positivo. Dice: alla fine il Veneto rimarrà alla Lega. Così uno dei vice segretari della Lega: lo faremo capire agli alleati. La Lombardia Fratelli d'Italia nel 2028 è prematuro. Il trumpismo resta una bussola. In passato abbiamo votato cose che non dovevamo votare. Non succederà più. Chiaramente si riferisce a quando siamo stati con il governo Draghi. L'Unione Europea è lontanissima dai cittadini. Su questo ci differenzieremo sempre di più. Per costruire il federalismo dobbiamo essere un partito nazionale. Oggi intervista al plenipotenziario per il Sud, e Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e vice segretario della Lega. Si parla un po' di tutto. Soprattutto, dicevamo, delle elezioni in Veneto, ma anche di Roberto Vannacci, che ha preso la tessera della Lega e ha sancito la fine delle sterili polemiche montate da giorni sui giornali. Salvini delegittimato, che doveva straperdere, ha avuto un'ovazione, e il Vannacci distruttivo, che voleva un suo partito, ha fatto la tessera. Potrebbe diventare vice segretario come lei, rischia di farle ombra? Impossibile, scherza Durigon. Sono grande e grosso, abbiamo bisogno di tutti e lui serve più di me. Si parla, come vi dicevo, anche di elezioni e di Veneto. Il Veneto rimarrà leghista? Sicuramente. È una roccaforte imprescindibile, non solo per i voti, ma anche per quello che rappresenta. Le radici non vanno mai tolte dal terreno. Lo faremo capire agli alleati. È necessario che la regione resti alla Lega. Si troverà un'intesa. Mario Conte, sindaco di Treviso, o Alberto Stefani, suo pari grado? Sono due persone stupende. Stefani, giovane in gamba, fa il vice segretario come me. Conte, uno dei sindaci più bravi d'Italia. Sarebbero entrambi perfetti. Ma in cambio, lo chiede, oggi siamo sul quotidiano La Verità, pagina 7, cederete la Lombardia a Fratelli d'Italia? Scusate, non riesco a proseguire. No. Vabbè, proviamo. Pensare a ciò che succederà nel 2028, ora del 2028, mi pare prematuro, risponde Durigon. Di sicuro a Roma ci sarà un nuovo governo di centrodestra ancora più forte. Anche se qualcuno sibila che si potrebbero anticipare le elezioni in Lombardia. Vabbè, si parla poi anche di Salvini. A Salvini piacerebbe prima o poi fare il sindaco di Milano, e lui dice: Durigon può fare tutto, ma io lo vedo segretario pure oltre il 2029, un leader vero. La nostra ricrescita dei sondaggi lo dimostra, siamo al 9,5%. In giro c'è un calore che non si vedeva da tempo. Non sono la Ghisleri, però in base alla mia esperienza sul campo sento che abbiamo già superato la doppia cifra.
intervistona quest'oggi per Durigon sul quotidiano La Verità, che intervista anche un vecchio ex amico della Lega, ex perché la Lega l'ha mollata proprio quando siamo entrati nel governo Draghi, mi pare, Vincenzo Sofo, che salutiamo certamente, ma che tecnodestra, è la sinistra globalista a favorire le big tech. Sempre sul quotidiano La Verità, pagina 8, l'ex europarlamentare dice: i colossi digitali hanno un potere pari a quello di uno Stato. I sovranisti facciano un salto di qualità. Ha fatto anche lui il libro. Come spiego nel mio libro, l'Europa si crede il centro del mondo, ma in realtà sta diventando la periferia. Pericoloso strappare con gli Stati Uniti per motivi ideologici. Vincenzo Sofo è nato a Milano nell'86, laureato in economia all'Università Cattolica di Milano e consulente nell'ambito degli affari istituzionali e della pubblica amministrazione, è stato fondatore del think tank Il Talebano, che tutti conosciamo, tra i principali animatori dell'evoluzione nazionale della Lega, poi lasciata in occasione della formazione del governo Draghi per raggiungere Fratelli d'Italia. Già autore di editoriali per diverse testate nazionali, opinionista televisivo, è stato europarlamentare fino a luglio 2024. È saltato in Fratelli d'Italia da europarlamentare e adesso ha fatto questo libro che si chiama Tecnodestra. Sto guardando se c'è qualche domanda interessante. Come valuta il piano di riarmo varato da Bruxelles? Vogliamo che l'Europa raggiunga una propria autonomia strategica e possa sedersi da pari a pari con americani e altri? Allora l'autonomia di difesa è cruciale, ma armi ed esercito sono solo uno strumento. Prima dovremmo concordare a che cosa ci servono. Qual è la missione che si vuole dare all'Europa? Nessuno vuole affrontare il tema dell'identità. Non possiamo certo costruire l'identità geopolitica del nostro continente su un esercito e su un sentimento di paura o di odio nei confronti di altre nazioni, così come non si poteva pensare di costruirla su una moneta. Invece oggi gli pseudo-europeisti stanno usando il riarmo come scusa per imporre un'accelerazione sullo smantellamento delle sovranità nazionali e il compimento del federalismo europeo. Ma dire, come ha fatto Draghi, che il riarmo necessiti per forza della cessione da parte degli stati della sovranità sulla difesa è falso. Oggi Vincenzo Sofo sul quotidiano La Verità. Una manciata di minuti alla pausa, certamente delle 9 con la canzone indipendente, poi dovremo avere il capogruppo della Lega Riccardo Molinari. Faccio un giro sul Libero. La strage ferma le trattative. Trump rompe con Putin. I missili russi fanno 34 morti a Sumi e Washington non perdona, ha superato il limite della decenza. La tregua in Ucraina si allontana. Questa è la prima pagina del quotidiano Libero, che parla anche di Giorgetti e i dazi. L'obiettivo è la Cina. Il ministro spiega le strategie della Casa Bianca. Quello che interessa a noi è ciò che scrive Alberto Busacca, che si occupa dei Maranza, l'ultima frontiera del disagio. Ma chi sono i Maranza? Storia delle nuove periferie, partendo da una canzoncina di Jovanotti di tanti anni fa. Mi chiamo Jovanotti e sono in questo ambiente di matti di Maranza e di malati di mente. Era il 1988, il muro di Berlino era ancora al suo posto, il Milan di Arrigo Sacchi iniziava il suo incredibile ciclo e nella canzone Il capo della banda, che mai ho passato in radio, faceva veramente cagare il tempo del Jovanotti di quegli anni. Poi è migliorato lentamente, sì, ma ai tempi di fare casino eccetera no, era vietato dalle nostre piccole radio dove lavorava il Sammy Varin. Compariva per la prima volta la parola Maranza, cavolo, nella canzone dell'88 di Jovanotti. Beh, ce n'era anche una che diceva ciao mamma, guarda come mi diverto, e adesso dovrebbe dire ciao genitore 1, guarda come mi diverto. Lui che è diventato poi anche il sociologo del PD per certi versi. Questo termine lo abbiamo sentito tutti e tanti lo hanno sicuramente anche usato, però
a dire la verità, la parola maranza non aveva avuto un particolare successo, assolutamente no, si usava più dire tamarro ai tempi. Poi, circa 3 anni fa, ecco l'inaspettato ritorno. Un ritorno trionfale, grazie alle misteriose leggi della lingua, i maranza sono arrivati sulla bocca di tutti. E sfido io, perché a differenza dei tamarri, che sì, magari facevano qualche stupidatina, e questi picchiano, violentano, rubano, spacciano, giovanissimi, giovani e meno giovani. Peccato che, come spesso capita, sembra trattarsi di un fenomeno di cui si parla tanto ma di cui si è capito ancora poco. Già, chi diavolo sono questi maranza? Che cosa fanno? Che cosa vogliono? E soprattutto, sono un pericolo o no? In questi giorni sulla generazione maranza sta facendo un'inchiesta il Corriere della Sera di Milano. Per la Treccani, si legge nel pezzo di ieri, il maranza è un giovane appartenente a un gruppo di strada chiassoso, evidenzia atteggiamenti sguaiati, attacca briga, veste appariscente, parla volgare. E ancora, chi ignora il fenomeno pensa che i maranza siano soltanto nordafricani. Errato! Il maranza non ha una specifica provenienza territoriale. Insomma, per il Corriere i maranza sarebbero semplicemente dei ragazzi rissosi che si vestono con la tuta e il borsello. Possono essere italiani o di origine straniera, di buone famiglie o delle periferie, ricchi o poveri. Ma è davvero così? Non proprio, in realtà. Una buona parte di coloro che si autodefiniscono maranza, spiega l'Accademia della Crusca, è composta da giovani italiani di seconda generazione, di origine nordafricana. Potrebbe rispecchiare la semantica originale del termine, niente affatto priva di connotazioni razziste. Infatti, un'ipotesi etimologica fornita da Emanuele Banfi e Lorenzo Coveri suggerisce un'origine dai dialetti meridionali, dove maranza significa melanzana, con allusione al colore e con una possibile sovrapposizione di forme come Marrakesh o Marocco. Maranza. Avete capito? E questi dicono del Corriere che sono quasi tutti italiani. Non solo, che il fenomeno concentrato nel nord Italia lo conosce molto bene. Il questore di Milano, Bruno Megale, ha definito i maranza giovani immigrati dediti a una pluralità di reati da strada, come rapine, furti, borseggi, sovente commessi con l'utilizzo di armi bianche e spray urticanti. Negli ultimi anni, ha evidenziato Megale, il fenomeno è balzato agli onori della cronaca, generando diffusi sentimenti di insicurezza tra i cittadini, anche perché questi delitti avvengono abitualmente sulla pubblica via, nei centri commerciali, nei mezzi pubblici, e le vittime sono spesso coetanei o turisti. Attenzione, qui il razzismo non c'entra nulla. I giovani violenti e criminali non sono necessariamente immigrati e non si tratta di un fenomeno arrivato in Italia negli ultimi anni. La questione dei maranza però ha anche a che fare con i giovani figli di immigrati e con la loro integrazione spesso difficile. Non riconoscerlo non aiuta a capire il fenomeno e non aiuta a capire certe reazioni contro i maranza che ci sono state in alcune città. A Milano, ad esempio, sono arrivate le ronde anti-maranza ed è spuntato un video in cui un giovane accusato di furto viene colpito con calci e pugni. A rivendicare l'azione il gruppo Articolo 52, che è l'articolo della Costituzione che recita: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Le ronde anti-maranza. Sarà che questi maranza dritti si sono fatti anche quest'anno la loro festa al Tarrush Gamea di Capodanno? Torniamo a parlarne tra poco, restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389
11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente, se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Questa è la nuova condizione, il nuovo album di Scerilli, qui su Radio Libertà. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi riporta il buongiorno in compagnia del capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Ciao! Ciao Sammy, un saluto a tutti. E allora, oggi sono sul Corriere quest'oggi che scrive il lungo derby per la Lombardia e Fratelli d'Italia via la caccia al candidato, a pagina 18, e poi più in basso nomi e scambi, il risico regionali. Da nord a sud un effetto domino, quello innescato dal pronunciamento della consulta che impedisce il terzo mandato per Luca Zaia e Vincenzo De Luca, governatori di Veneto e Campania. Questo doppio stop ha infatti costretto i partiti a rimescolare le carte delle candidature in vista delle regionali in autunno, quando si voterà in Valle d'Aosta, in Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. E chiaramente io chiedo a te, Riccardo, come la mettiamo? Durigon oggi sulla Verità dice che assolutamente il Veneto resterà della Lega e chiaramente siamo qui a guardarci intorno, soprattutto qui in Lombardia. Non facciamo scherzi. Molinari. Hai toccato il punto, nel senso che è chiaro che noi abbiamo ovviamente tutte le ragioni come Lega di dire che dove c'è un presidente della Lega deve rimanere un presidente della Lega, quindi questo vale per il Veneto, come vale per la Lombardia, come vale per il Friuli Venezia Giulia. In Trentino, in provincia di Trento, questa settimana Fugatti ha fatto approvare una legge, loro hanno lo statuto speciale, quindi possono farlo, che prevede il terzo mandato. Il punto è che bisogna capire quanto i nostri alleati sono disposti ad accettare questa nostra presa di posizione. Sul Veneto è chiaro che il gioco di Fratelli d'Italia l'hanno detto in maniera molto semplice, dicono: se voi tenete il Veneto è evidente che noi vogliamo la Lombardia, e allora qui la questione diventa: siamo in grado di tenere entrambe le regioni? È chiaro che la Lombardia è la regione più importante d'Italia, oltre che essere la regione più importante per la Lega, quindi è chiaro che è una situazione molto delicata in cui il segretario dovrà muoversi con grande attenzione. Ci sono diversi scenari, c'è lo scenario dove appunto alla Lega spetta il Veneto, ma poi allora c'è un altro problema, e se ci danno il presidente del Veneto potremmo comunque avere la lista Zaia, visto che abbiamo comunque tanti consiglieri uscenti della lista Zaia. Anche questo è da chiarire, perché sembra che forse Fratelli d'Italia possa accettare di lasciarci il Veneto con un leghista, a patto però che non si faccia la lista civica, e questo creerebbe, diciamo, un problema numerico alla Lega, perché è chiaro che a quel punto lì probabilmente Fratelli d'Italia avrebbe molti più eletti di noi. Insomma, sono tante le questioni sul tavolo e non è facile districarsi. Io resto di questa idea per dare una risposta. Io penso che in un centrodestra unito chi ha di più in questo momento, cioè Fratelli d'Italia, debba avere la maturità di capire che gli alleati vanno in qualche modo considerati e che ci sono alleati per cui alcune posizioni sono vitali. La Lega è il partito dell'autonomia, è il partito, insomma, del Nord, abbiamo i presidenti di regione del Nord, e penso che anche se numericamente, elettoralmente oggi Fratelli d'Italia ha più di noi, bisognerebbe avere la maturità di capire che forse è il caso di lasciare la Lega al suo spazio. Berlusconi lo faceva, cioè mi ricordo nel 2010, quando la Lega aveva percentuali più basse di oggi, e Berlusconi lasciò la Lega al presidente del Piemonte e del Veneto, che numericamente non ci sarebbero venuti, e poi ci lasciò anche la Lombardia il giro dopo. Quindi insomma spero che Giorgia Meloni abbia questa sensibilità, perché è chiaro a tutti che per la Lega rinunciare sia alla Lombardia sia al Veneto, o comunque una delle due, per la Lega sarebbe un grande problema, e anche perché poi non ce lo meritiamo, visto che le stiamo governando bene entrambe. È vero, e poi insomma si potrebbe magari anche snaturare il programma, speriamo di no, ma tanto in Lombardia c'è tempo, almeno speriamo che ci sia tempo per le elezioni.
un altro argomento di quest'oggi molto importante, e oggi sul quotidiano La Stampa c'è l'intervista a Crosetto. Servono più risorse alla difesa, il 2% alla NATO è solo all'inizio, e mentre La Verità scrive che in arrivo entro maggio le obbligazioni comuni per sostenere le spese belliche. E chiaramente siamo qua. La Lega ha votato, non ha votato il riarmo. Qual è il punto di vista vero della Lega su questi importanti argomenti? Perché diciamo ci sono cose più importanti del riarmo, ma qui lo richiedono. E chi si sta riarmando realmente? Riccardo. Beh, allora, l'obiettivo del 2% imposto dalla NATO è un obiettivo che abbiamo sempre detto di condividere, perché appunto nasce da un accordo che è stato fatto tra i paesi NATO. Quello che noi diciamo è che per arrivare a questo obiettivo ci dobbiamo arrivare nei modi e nei tempi decisi dall'Italia e non con ipotesi di debito comune o di eserciti europei o di 800 miliardi di debito in deroga al patto di stabilità soltanto per le armi, che poi un domani ci porterebbero a bloccarci la spesa per cose più importanti come la sanità, l'istruzione o le pensioni. Quindi questo lo abbiamo detto, noi siamo d'accordo ad aumentare la spesa per arrivare al 2%, che ad oggi è quello che viene chiesto. Poi se domani verrà chiesto di più ci ragioneremo, però ad oggi siamo impegnati a raggiungere il 2% e l'Italia peraltro non manca molto, e lo vogliamo fare senza il piano della von der Leyen, quindi senza il debito comune o senza nuovo debito, perché chi dice ma il piano riarmi Europe alla fine non toglie niente a nessuno, perché ogni Stato decide quanto debito fare, se farlo, se non farlo, in deroga al patto di stabilità, è un po' mente sapendo di mentire, perché se tu fai del debito oggi in deroga al patto di stabilità, domani quando il patto di stabilità torna in vigore, tu comunque avendo quel debito da ripianare non puoi spendere per altro. E quindi di fatto tu ti blocchi la spesa sulle politiche sociali, sul welfare, perché hai fatto il debito in difesa. Quindi nell'immediato è vero che te lo mettono fuori dal patto di stabilità, ma un domani quello è comunque debito che è sul tuo bilancio, che ti blocca la spesa per altro. Quindi questa è la nostra posizione. Si raggiungere il 2%, ma non con gli strumenti proposti da Ursula von der Leyen. Questa settimana che ci porta verso Pasqua, si muove qualcosa in Parlamento? Sì, questa settimana approveremo alla Camera il decreto bollette, che insomma è un decreto, quindi i suoi effetti sono già in vigore, quello che prevedeva i 200 euro di bonus per le famiglie sotto un certo reddito per le bollette, il taglio dei costi di sistema, un aiuto per le aziende energivore, insomma, quindi sono misure che erano state messe in campo a fronte degli aumenti dei costi energetici, e questo verrà approvato, insomma, domani votiamo la fiducia. E poi importante sarà che inizia la discussione generale del disegno di legge montagna, che è un provvedimento voluto da Calderoli e dalla Lega, che insomma dà una serie di risposte importanti per le aree montane. Finalmente prevede una equa distribuzione delle risorse per la montagna, che vadano ai territori veramente montani e non ai territori montani che hanno il mare, per intenderci, perché con la vecchia catalogazione delle aree montane si avevano città portuali che risultavano montane, quindi c'è una riorganizzazione di questi fondi con l'auspicio che poi le regioni e con le misure messe in campo dallo Stato si possano dare servizi migliori e sostegno economico maggiore alle realtà montane, che sono quelle più marginali, che ben conosciamo e che hanno bisogno di attenzione. Quindi direi che le due cose principali della settimana sono queste. E noi le vivremo in diretta qui su Radio Libertà, ringraziando il capogruppo della Lega alla Camera, il segretario Lega Piemonte Riccardo Molinari. Approfitto per fare a te e a famiglia gli auguri di buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te, Sammy, e a tutti i nostri ascoltatori. Un saluto. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che apre le linee telefoniche. Chi vuole parlare in diretta? Chiamate 0292947222, come spesso accade a quest'ora. Ci colleghiamo con i veri editorialisti, voi ascoltatori, che entrate in onda telefonando 0292947222 e dicendo ciò che volete. Lo state facendo naturalmente anche tramite WhatsApp al 340
6709 659. Da lombarda non voterò mai Forza Italia, da cui disgustata me ne sono andata tanti anni fa, e non voterò mai Fratelli d'Italia. Mi sacrificherei solo se il candidato fosse la Meloni. La Meloni qua in Lombardia, gli insegniamo un po' di dialetto milanese. Oh, scusate veret, sarebbe un grave peccato perderla come PDC. Cos'è PDC? La Lombardia deve restare alla Lega. Lo so, però il problema, Lombardia sì, e il Veneto anche quello. Aiuti fino a un certo reddito, cioè chi va a lavorare deve mantenere chi non ha mai lavorato in vita sua, giusto? Queste sono le meditazioni estemporanee, certo. Non esiste che da questa radio si beve qualsiasi notizia inventata da giornalisti guerrafondai. Quello era un centro comando della NATO in mezzo alla città, quindi tira le somme, è un centro della NATO in mezzo alla città. Si parla di quello che è stato bombardato oggi in Ucraina. Buongiorno. A proposito dell'insistere per il riarmo, vi riporto quello che ha detto qualcuno in radio. Invece di cercare di fare di tutto e cercare la pace, si pensa al riarmo, spendendo tanti soldi. Non pensano che mentre noi pensiamo alle armi per poterci poi difendere da qualche altra parte, c'è qualcuno che senza nessuna fatica preme un bottoncino e è tutti in aria. Se ci vogliamo ancora bene, pensiamo alla pace, non pensiamo a nessun riarmo, ci scrive Pina da Monza, Brianza. 029294 7222. Adesso parlate voi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, complimenti sempre. Sempre gamba. Grazie. Senti, vabbè, il riarmo ormai, come ci hanno ridotto 2000 anni di cattolicesimo straccione, piagnone, ci ha fatto un popolo di vigliacchi di cialtroni, piagnucolosi. Ma io non è di questo che volevo parlare, Sammy. A tutti i filoputiniani, e io anche tendenzialmente sarei stato per la Russia, sta dimostrando col massacro di ieri, per tutta la gente che stava andando in chiesa, ma quale centronato, va bene? Ieri sei una persona spietata e feroce, anche politicamente poco intelligente, ma dove lo trovi un presidente degli Stati Uniti così ben disposto verso di te, che vuole fare la pace, che ha sputtanato in pubblico il tuo nemico, va bene? Ma se non la fai adesso la pace, ti sei preso il 20% del bene del paese? Quello te lo dà, prenderti... No, lui vuole tutto il boccone. E questo è grave. Quello che è successo ieri è un punto di svolta, perché ti fa capire che i filoputiniani ormai non hanno più argomenti. Ma dove lo trovi? Un presidente degli Stati Uniti che così ben disposto ti sta dando pure il culo e tu non accetti la pace? Un tuo commento, ciao. Grazie, il culo da leccare, mi sembrava di capire, ma qui stiamo parlando di cose serie. La strage in Ucraina, Sumi, strage di civili ucraini nella domenica di festa, Trump che dice un attacco orribile, ma mi hanno detto che è stato un errore. Quindi la speranza, sì, dopo 35-40 morti, che la Russia dica ci siamo sbagliati. Oggi Repubblica scrive che la strategia del terrore di Putin mette alla prova la pazienza americana in vista dell'offensiva. Qualcun altro, un vecchio amico di Putin, scrive sa che ha poco tempo. Si usa dire anche stanno avvelenando i pozzi, metaforicamente chiaramente, però sanno che è questione di pochissimo. 029294 7222. Non dimentichiamo il Medio Oriente, perché hanno bombardato l'unico ospedale che era ancora completamente operativo a Gaza. Pronto? Pronto, Giuseppe da Torino. Ciao. Buongiorno a voi. Ciao Sammy. Allora, senti, volevo chiederti come mai che Sumaoro è rimasto impunito per molto tempo, che ha maneggiato 5 milioni di euro all'anno, cioè 25 milioni di euro, e si è comprato qualsiasi genere di bene, fino a dei fondi in Africa, dei fondi di investimento, e nessuno ha mai fatto niente. Cioè, mi sembra una follia,
Grazie caro, ti ringrazio di averlo ricordato, perché zitto zitto quatto quatto Sumaoro va avanti, ne parla oggi di spalla, pagina 18 il Corriere. Sumaoro ci riprova con un partito islamico, già, ci ha messo lo zampino in questo partito islamico che potrebbe essere votato alla grande quest'oggi a Monfalcone in Friuli Venezia Giulia, urne aperte fino alle 15. Si vuole rilanciare in politica, rilanciare la sua battaglia in favore di quelli che chiama gli invisibili, scrive il Corriere, le persone di origine straniera, oddio, a Monfalcone mica tanto invisibili, sono solo loro, che vivono delle disuguaglianze, ed è per questo che Sumaoro va in giro propugnando la diffusione delle tradizioni islamiche nel nostro paese. Lo sapete che è quello che vuole far anche festa. Tu dici un giorno di festa in più, ma facciamolo per la fine del Ramadan. Facciamo un Ramadan e facciamo un giorno di festa in tutta Italia. Che ne pensate? 0292947222. Pronto? Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Ma noi ci stupiamo del partito islamico a Monfalcone? E noi pensiamo davvero che queste persone, soprattutto quelle che sono al comando di queste comunità, abbiano intenzione di avvicinarci a noi? Assolutamente no. Del resto, cosa pretendi da gente che arriva venendo da scuole che hanno frequentato da piccoli, dove la cartina geografica non comprende Israele, che rifiutano l'ordine internazionale e, come hai detto te, non hanno firmato il documento sui diritti dell'uomo, ma se ne sono firmati uno 10 anni dopo, penso che fosse il 1980, sui diritti della società musulmana e quindi del diritto dell'uomo secondo il Corano, secondo la Sharia. Questa gente non è venuta qua per vivere insieme a noi, ma è venuta qui per controllare la nostra società e vivere secondo i loro usi e costumi. Magari quelli che arrivarono negli anni 70, io me li ricordo, i veri Vukumpra che giravano con il cesto, con dentro gli orologi, gli occhiali da sole, gli accendini. Presumo che te li ricordi anche tu. Certo. E arrivavano qui dicendo, oh, me amic. Io ne avevo davvero uno amico dal quale all'epoca comprai anche delle cinture, perché era roba tutto sommato accettabile. Ma quelli che sono arrivati dopo sono arrivati molto ideologizzati. Guarda caso, molti di quelli che arrivarono 30-40 anni fa sono quelli che dicono attenzione, perché loro hanno una testa diversa da quella che avevamo noi quando siamo arrivati qua, perché vedevamo l'Europa come la terra che ci avrebbe potuto far migliorare la nostra condizione. Infatti sono quelli che vedi oggi magari con i jeans, con le scarpe da ginnastica, con i famosi giubbotti in pelle, cosa che l'Islam, il jeans ad esempio, non lo voleva vedere neanche dipinto, in quanto era la rappresentazione degli Stati Uniti. Quindi le sinistre, le sinistre che oggi parteggiano o comunque sponsorizzano più o meno velatamente il partito islamico, semplicemente se ne servono per la vecchia storia della rivoluzione proletaria. In altri termini, con altri modi, ma è sempre quello il progetto. Ti saluto Sammy, ciao. Sempre grazie, caro Sammy, ovunque ti giri c'è solo corruzione, mafia, ingiustizia e finanza mortale, quindi l'unica soluzione è tabula rasa. Il signore che parla sempre male del cattolicesimo, dico di sciacquarsi la bocca e di studiare, poveraccio. E caro Marco, a volte ci viene anche qualche dubbiettino sul cattolicesimo, ma il Sammy Varin è qui per quello. Vi trasmetto le assurdità del nostro tempo. Cerchiamo di commentarle insieme, cerchiamo di scoprire se esiste, e sono certo esiste ancora, una buona politica, anche attraverso le vostre voci. Chiamate ora 0292947222 ed entrate in onda con me. Pronto? Buongiorno signor Sammy, Lisetta. Buongiorno. Signor Sammy, l'America secondo me non dividerà Cina e Russia, perché il tentativo della Casa Bianca, secondo me, di allontanare il Cremlino dalla Repubblica Popolare conferma il declino degli Stati Uniti, in cerca del prossimo nemico su cui scaricarne i problemi interni.
Pechino e Mosca resteranno vicine per forgiare il nuovo ordine mondiale. Si ricordi bene quello che sto dicendo io, il nuovo ordine mondiale. La saluto, arrivederci e buona giornata. Grazie, il nuovo ordine mondiale. Un'altra chiamata, pronto? Buongiorno. Non sento nulla. Sì, mi senti adesso? Adesso ti sento, buongiorno. Ecco, perché non ricordiamo e non informiamo l'opinione pubblica su quello che ha combinato l'Ucraina, i loro servizi segreti a proposito di quella nave di Livorno che poi non trasportava neanche il greggio russo, tra l'altro. Ecco, su questo sembra che ci sia una cupa, un velo di oscurantismo. Ecco, perché il governo non pubblica chiaramente e informa i cittadini italiani sull'operato dei servizi segreti nel territorio italiano, negli attentati che hanno promosso, che poteva provocare un disastro ambientale immane? Qui c'è un grosso punto di domanda. Grazie per avercelo messo. Un'altra telefonata, pronto? Ciao Sammy, sono Luca da Colico. Poi Luca. Io vorrei condividere con te una riflessione che mi piacerebbe che ascoltasse anche la cara Sardone che si occupa di problemi di immigrazione, ed è la seguente. Nel nord Italia, negli anni 60 e 70, c'è stata un'immigrazione dal sud Italia e diciamo che le condizioni delle persone che arrivavano non erano così diverse da quelli degli immigrati extracomunitari che arrivano oggi, con la differenza che gli italiani del sud erano cattolici, però diciamo che c'è stata comunque un'integrazione anche perché c'erano più soldi, l'economia girava più forte e soprattutto i servizi pubblici dell'ARERA, tutto quanto poteva essere inteso come servizio pubblico funzionava perché c'erano soldi, risorse, personale, eccetera. Questa è la mia interpretazione. Oggi io vorrei che tu considerassi quello che è successo nei paesi del nord Europa, nei paesi cioè dove si è realizzato il socialismo borghese, chiamiamolo così, cioè una società del benessere ispirata al socialismo, che è quello che vorrebbero, forse credo io, il PD e tutta la sinistra. Prendiamo la Svezia. La Svezia è stata per 50 anni un modello perché a fronte di tasse molto elevate c'erano dei servizi sociali, dei servizi che erano di primissimo livello, come in tutti i paesi del nord Europa. Ebbene, in questi paesi, come la Svezia, dove ci sono soldi, dove la pubblica amministrazione funziona in maniera esemplare, dove c'è poca burocrazia, dove ci sono tutte delle condizioni ideali e che noi non abbiamo e che probabilmente non avremo perché mancano i soldi, ebbene l'integrazione lì è completamente fallita. E ci sono città e c'è un problema di sicurezza e di prevaricazione dei nuovi immigrati di origine, di religione soprattutto musulmana, in Svezia ma anche in altri paesi come l'Irlanda, come il Regno Unito, che si sono concentrati nelle grandi città e in queste grandi città hanno eletto i loro sindaci e praticamente dettano loro le regole. E chi è discriminato oggi in quei paesi del benessere dove si è realizzato il socialismo borghese sono i bianchi, sono gli autoctoni. Grazie per aver dipinto questo futuro che noi comunque raccontiamo già da tempo e si sta avverando. L'ultimissima telefonata, poi me ne vado. Pronto? Oggi c'è un audio che va e che viene. Ci scusiamo col nostro ascoltatore, al GPU, e allora me ne vado io, signori, come sempre ringraziandovi per la vostra presenza, sempre tostissimi come non mai, ma tranquilli, io ritorno, certo. Adesso c'è l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi l'America e poi trasmetteremo probabilmente ancora il grande appuntamento della Lega dell'altra settimana con il futuro della Lega nel grande congresso leghista e poi certo alle 11 il ritorno di Sammy Varin. A più tardi.